30.000 euro spesi male, l'ennesima cosa che non va al comune di Agrigento, l'ennesima denuncia del consigliere Nuccia Palermo che oggi chiede la testa dell'assessore Riolo. Mi sento quasi in colpa nel riuscire a rompere con la mia voce e con i miei modi un sonno profondo nel quale versano questi assessori. Parliamo di sonno profondo politico, evidentemente quelle poltrone sono talmente comode da creare sonnolenza. Io ho letto, dopo la mia critica, sui 30.000 euro spesi sprecati in un certo senso relativamente alla disinfestazione, come l'anno scorso del resto, io ho letto una nota da parte dell'assessore Riolo dove descrive la mia azione in maniera sicuramente non positiva. Viene delineato un quadro che non corrisponde alla realtà dei fatti e viene anche distorto quanto dichiarato da un funzionario in sede di commissione consiliare in ordine a presunti ritardi negli interventi di disinfestazione. Questa sua nota, caro assessore Riolo, va a denotare come lei sia in maniera palese distaccato da quello che è l'ufficio che va a dirigere come delega di appartenenza. Perché le dico una cosa, lei evidentemente non parla con i suoi funzionari. Il verbale numero 10 del 14/3/2018, durante questa seduta, il funzionario sottolineava che viste le ultime piogge, lo leggo testualmente, e l'aumento della temperatura, la schiusa delle uova delle zanzare già sta avvenendo. Pertanto gli interventi che verranno effettuati non avranno lo stesso effetto di interventi che si sarebbero già dovuti effettuare. Questo ritardo, quindi già dovuti effettuare, assessore, questo ritardo, a detta del funzionario, è dovuto al sovraccarico di lavoro dell'ufficio che deve affrontare giornalmente diversi motivi e specificità, molteplici problematiche. Assessore Riolo, o noi ci svegliamo e cerchiamo, politicamente parlando, e cerchiamo di accelerare il passo, oppure sicuramente queste dichiarazioni del suo funzionario sul settore a lei dedicato come delega, evidentemente dimostrano come l'assenza politica sta creando un danno possibilmente erariale a questo ente. Io chiedo al primo cittadino, visto il tentativo di denigrare l'azione politica di un consigliere eletto, qual è la sottoscritta, di prendere posizione e chiedo la sua testa politica, caro assessore Riolo. Chiedo al primo cittadino le sue dimissioni, quindi che intervenga per chiedere a lei le sue dimissioni in modo tale da poter affrontare le deleghe in maniera serena e proficua.